Le piace vincere facile, eh? No, no, vincere facile così forse se la gente va a votare, però abbiamo sempre bisogno comunque di un confronto in qualsiasi campo, anche quello politico. Stefano De Pieri, candidato unico alla carica di sindaco nel comune di Chiarano. Alcuni lo chiamano già scherzosamente il Podestà, non tanto per la camicia nera che da sempre fa parte del suo guardaroba, quanto perché governerà il comune senza opposizione. E non è un caso isolato, guardando cosa è arrivato sabato in prefettura. Con Chiarano anche Povegliano, Cimadolmo, Mansuè, Gorgo, Miane e Sarmede. Una sconfitta per la democrazia, secondo uno dei sindaci uscenti. È sempre auspicabile che ci sia una contrapposizione, è anche stimolante e arricchente per chi amministra avere qualcuno che in qualche modo controlla, comunque l'onestà è sempre in primo piano, ma controlla ed ha anche degli spunti che possono essere positivi. Perché ci spiega sempre a Chiarano chi ha composto la lista, è sempre più difficile trovare giovani disposti ad impegnarsi. Secondo me è proprio il disimpegno che ha procurato la politica verso i giovani, soprattutto gli ultimi anni. Insomma, nella Marca, almeno per alcuni comuni, vige il famoso detto "mi non va occupata". Ecco, sì, sicuramente vado a prendermi i fastidi che non me ne frega di prenderli probabilmente. Così alla fine l'unico ostacolo ai nuovi podestà sarà il quorum, per evitare in questo caso il commissario prefettizio. O podestà o prefetto, insomma in questi comuni la figura del sindaco, soprattutto di una fiera opposizione, si sta appannando. Il volere del popolo ovviamente comunque fra 5 anni potrà comunque cambiare.